Eder. Mech. Pallister. Un nuovo tassello si aggiunge al complesso e ancora irrisolto giallo di Liliana Resinovic, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita a gennaio 2022. Nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, Visintin è già tornato a parlare pubblicamente, un intervento toccante, carico di emozione e sofferenza, nel quale l'uomo ha ripercorso il suo dolore e le tante domande ancora senza risposta, il nodo delle perizie contrastanti. Spero che la procura guardi tutto con attenzione. Uno dei punti centrali della trasmissione ha riguardato il confronto tra due consulenze tecniche, giunte a conclusioni differenti sulle cause della morte di Liliana. Da un lato, la relazione dei consulenti nominati in precedenza, dall'altro, la nuova relazione firmata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, due visioni opposte, che contribuiscono ad alimentare dubbi e incertezze. Di fronte a questa situazione, Visintin ha espresso la propria speranza che la magistratura valuti ogni dettaglio con la massima attenzione. Ci sono tante cose che andrebbero viste, ha dichiarato in diretta. Io spero che la procura abbia la possibilità di guardare tutto e di capire cosa c'è e cosa non c'è. Un confronto tra le due consulenze, secondo me, è inevitabile. Poi saranno gli inquirenti a decidere come procedere. Forse ho parlato troppo, ma ho solo seguito il cuore. Non sono mancati momenti di profonda introspezione. Visintin ha infatti riconosciuto di aver commesso degli errori, soprattutto nella gestione della comunicazione con i media. Ho cercato di dare il mio contributo andando in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, ma forse ho commesso qualche errore, forse ho parlato troppo. Io non ho la lucidità e la preparazione di un avvocato, non so parlare in modo strategico, io vivo il momento, e quando parlo lo faccio di pancia, con il cuore, anche se questo può essere stato un limite. Parole che mostrano la fragilità di un uomo travolto da un dolore immenso, privo di filtri, che si è esposto pubblicamente nel tentativo di tenere alta l'attenzione sul caso. Voglio la verità, se c'è un responsabile, deve emergere. Quando gli è stato chiesto se le ultime analisi e la nuova consulenza medico-legale gli abbiano dato qualche certezza, Visintin ha risposto con estrema sincerità. Io mi affido ai miei consulenti, cerco di comprendere quello che mi dicono, ma alla fine mi sento quasi un osservatore, come lo siamo tutti. La verità è che ho perso mia moglie, ho perso Liliana, solo questo mi interessa. E ancora una volta ha ribadito il suo unico, profondo desiderio. Voglio sapere la verità. Se c'è un responsabile, se qualcuno ha fatto del male a Liliana o ha delle colpe, spero che questo venga fuori, lo spero profondamente. Un messaggio accorato, quello di Sebastiano Visintin, che restituisce tutta la dimensione umana di un dramma ancora lontano da una risposta definitiva. Finalmente veramente mi è sceso un rospo e sai, mi sono portata qua il comunicato stampa che aveva fatto il procuratore facente funzioni dottor Frezza della Procura di Trieste, il quale aveva fatto il 2 marzo un comunicato che per me proprio mi ha sciolta, mi fa ben sperare che questo caso assurdo di suicidio di Liliana ci porterà sicuramente a delle grosse e importanti risultanze. Infatti lui dice, dopo il minuzioso lavoro della dottoressa Cattaneo e del loro team, ecco, dice, impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti. Ecco, leggendo questa cosa, sono 2 righe e veramente mi si è aperto un mondo. Adesso posso sperare, io parlo sempre come Gabriella, l'amica, la vicina di casa, ma penso che la pensino molti come me. Posso sperare finalmente che qualcuno possa prendere questo fascicolo umano e in modo veramente sostanzioso. Io ribadisco che quelle 3.000 pagine, quante ne sono del fascicolo di indagini, no? Della prima appunto indagine, adesso danno tanti comunque ancora spunti, forse bisognerà approfondirli, ma se prima le leggevamo come suicidio, ora possono essere letti come omicidio e ci sono tantissimi spunti, io ritengo.
Ecco, poi la perizia non lascia dubbi, Liliana, ed è la prima cosa importante, è stato riconosciuto che è stata picchiata. Perché Liliana avrebbe dovuto essere picchiata? Chi l'ha picchiata? Per quale motivo? Cosa ha fatto Liliana per essere picchiata? Ha risposto male a qualcuno? Ha fatto qualche cosa che non doveva fare? Non voleva fare quello che l'altra persona voleva? Fatto sta, io già qua mi fermerei intanto dicendo perché Liliana è stata il 14 dicembre 2021 picchiata. Dopodiché risulta da come agli atti della dottoressa Cattaneo che lei è stata anche uccisa per mano terza. Ci saranno sicuramente, ma questo parla Gabriella naturalmente, sempre suggestioni, ma per quanto mi riguarda convinzioni, c'è sicuramente qualche complice che ha dovuto, diciamo, aiutare l'assassino in questa manovra. Poi ripeto, adesso oggi con la perizia della dottoressa Cattaneo ci chiediamo perché l'assassino ha avuto necessità di fare, depistando, no, questo fatidico suicidio farlocco, dico io, taroccato, ecco, perché il corpo è stato ritrovato. Se fosse stato una litigata tra due persone, credo che io ti lascio là dove sei, o ti butto giù per un burrone e non ti trovano più per 10 anni come minimo. Ecco, queste sono le domande che mi faccio oggi. Sono tranquilla e tutti quanti speriamo di essere risentiti dagli inquirenti, sia per chiarire quello che avevamo già detto, sia per portare nuove testimonianze che purtroppo non abbiamo potuto portarle in questi 3 anni perché non siamo mai più stati chiamati. Ecco, e ritengo che la verità e giustizia per Lilli è la cosa più importante. Sicuramente tutti vogliamo la verità, nulla di più, solamente cosa è successo a Lilli il 14 mattina, cosa è successo perché questa donna, proprio esile, la vedete voi, è stata picchiata, tutto parte da là. Questo è quello che penso io. Questo caso di cronaca nera purtroppo credo avrebbe potuto essere risolto in una decina di giorni, questo è un mio parere personale. Dopodiché dico che questo fascicolo è entrato ormai nel Guinness dei primati perché il GIP nel giugno 2023 ha posto 25 punti, credo, io non lo so perché non ho mai seguito la cronaca nera, ma penso che sia l'unico o quasi dove viene completamente richiesto di rifare o quasi le indagini. No, non è lui. Credo che ne entra nel Guinness dei primati anche un marito che credo con oltre 200 comparsate in TV e alla ricerca della verità e giustizia per Liliana. Sento poi dire in questi giorni che lui è uno spettatore, che anzi andrebbero riviste le 2 perizie perché bisogna quantificare le lesioni di sua moglie. Sembra quasi che parli da perito, non so. Lui dice sì perché bisogna vedere, ma se è stato il suo pool di persone, di consulenti che hanno fatto anche loro ostruzionismo e hanno rigettato la richiesta di chiusura delle indagini da parte della procura. Quindi perché oggi lui dice bisogna rivedere le 2 perizie? A parte che non c'è ritorno perché assolutamente la minuziosità della dottoressa Cattaneo 1 anno ci ha messo. Di quello che ricordo io, non so, in 20 giorni abbiamo avuto la perizia, solo abbiamo dovuto aspettarla 6 mesi perché il dottor Costantinides purtroppo stava male, ma altrimenti la perizia era stata fatta in breve tempo. Seconda cosa, noi avremmo nel febbraio 2022 un mucchio di cenere se non fosse stato fatto questo rigetto e siamo grati, eternamente grati, credo parlo anche a nome dei familiari, questa croce che loro si stanno portando avanti da 3 anni, avremo un mucchietto di cenere, meno male, ringrazio il dottor Dainotti personalmente per aver creduto che questo fascicolo aveva grosse lacune. Noi sapete bene, abbiamo sempre siamo stati proprio convinti che non può essere un suicidio. Mi meraviglio che il signor Visentin con il suo pool proprio dal dottor Barisani che nel 2022 aveva detto qui c'è stato un alterco
poi è stato detto, proprio nelle prime interviste, perché me le sto riguardando, il coniuge dice la verità sta nei telefoni. Perché loro non hanno richiesto e premuto sulla procura sia per la medicina legale per dire guardate signori non è un suicidio, e seconda perché non hanno preso dei periti informatici sui telefoni di Claudio e di Liliana. Nella tranquilla località di Anzio, situata lungo il pittoresco litorale vicino a Roma, la serata di ieri è stata sconvolta da un tragico evento di cronaca nera. Intorno alle 21:30, nel cuore della cittadina, in via Lucania, si è consumato un drammatico omicidio che ha scosso l'intera comunità. La vittima è Cosimo Ciminiello, un uomo di 37 anni originario di Modugno, un piccolo comune della provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, Ciminiello è stato colpito da un solo proiettile, sparato a distanza ravvicinata, che gli ha trafitto il petto, uccidendolo sul colpo. Le prime informazioni emerse dal quadro investigativo suggeriscono che Ciminiello avesse precedenti per reati legati alla droga, il che potrebbe fornire un potenziale contesto per questo tragico episodio. La polizia locale, insieme all'unità investigativa, è immediatamente intervenuta sul luogo del delitto, circondando l'area e iniziando a raccogliere prove ed eventuali testimonianze che potrebbero rivelarsi cruciali per risalire all'autore dell'efferato delitto. Al momento, le indagini sono in pieno svolgimento e le autorità stanno valutando se l'omicidio possa essere collegato a regolamenti di conti nel mondo della droga o a dinamiche criminali più complesse. Le autorità hanno invitato eventuali testimoni a farsi avanti per fornire informazioni che potrebbero aiutare a far luce su quanto accaduto. Nel frattempo, la comunità di Anzio è in stato di shock, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza nella zona. Questo tragico omicidio ha sollevato nuovi interrogativi sui problemi legati alla criminalità e alle attività illegali presenti in quest'area, solitamente considerata sicura e pacifica. Con il proseguire delle indagini, l'intera comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, nella speranza che giustizia venga fatta per Cosimo Ciminiello e che il responsabile di questo orribile atto venga presto assicurato alla giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.